C'è un limite a tutto e per quanto vogliano essere ribelli o fare gesti estremi, questo mi sembra veramente troppo, ecco. Di tutte le panchine che sostano in questo angolo di ciclabile a Saunara, in provincia di Padova, quella presa di mira dai vandali, per ora ignoti, è quella rossa dedicata alle vittime di violenza di genere e in particolar modo a Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente dall'ex fidanzato Filippo Turetta e che proprio nel cimitero del comune alle porte di Padova riposa accanto alla madre. Le panchine erano state anche recentemente ristrutturate dai ragazzi di Ci sto a fare fatica, l'iniziativa sposata dal comune che permette ad adolescenti di mettersi al servizio della comunità. Un atto vandalico, appunto, a cui il comune, guidato dalla sindaca Michela Lazzaro, vuole rispondere. Gli agenti di polizia locale stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza e sarebbero vicini ad identificare i vandali che hanno staccato dal pavimento la panchina nella notte tra il 24 e 25 agosto. Non solo questo, perché sempre gli stessi teppisti, probabilmente giovanissimi, annoiati dalle troppe vacanze estive, hanno sradicato un'altra panchina, sempre lungo la pista ciclabile che costeggia via Valmarana. Sono stati deturpati anche con lo spray dei giochi per i bambini. I vandali ce ne sono ancora di più, quindi penso che sono tutti gesti che vanno oltre alla sensibilità, insomma, quindi sono persone che secondo me non sanno neanche cosa stanno facendo, quindi è una cosa molto brutta, sì. Di responsabilità parla la sindaca Lazzaro. Quello delle baby gang e della violenza giovanile è un fenomeno che cercheremo di trattare in maniera ancora più incisiva nei prossimi mesi con la collaborazione del mondo della scuola. È naturale, dice, che la parte più importante in un'ottica di crescita dei giovani spetta però alle singole famiglie.